Ciao ragazzi, lo avevo promesso e me l'ero ripromesso. Sono nei boschi di Laverda per partecipare alla passeggiata in questa bellissima vallata, in mezzo al verde, come potete vedere, tra i sentieri che sono stati rimessi a nuovo in occasione di questa manifestazione. Sapete perché mi è piaciuto venire qui? Perché è un posto relativamente vicino a casa che ti sorprende in ogni angolo. Basta saper avere la giusta curiosità e un pochettino di fiato. Godetevi un po' di immagini e dopo, se sono vivo, ci ritroviamo. Questa non è una passeggiata come le altre, che del resto è il motivo per cui anch'io ho voluto partecipare. Alberto Rossi è l'eminenza grigia, è colui che questa passeggiata l'ha pensata, l'ha ragionata e poi l'ha proposta. Ci sono tanti fattori che contribuiscono a crearla e a renderla, per così dire, diversa rispetto a molte altre corse. Partiamo dall'ambiente. Che territorio è questo, Alberto? Sono i sentieri che abbiamo percorso, che percorrono i partecipanti, sono le antiche vie di comunicazione di una volta, che collegavano la pianura all'altopiano, dove i nostri predecessori, i nostri nonni, i nostri bisnonni le hanno costruite, valorizzate anche dal punto di vista architettonico, che non è da sottovalutare, e erano l'ABC del quotidiano, attraversarle, percorrere, manutentarle. Ed è un percorso anche estremamente ricco perché si incontrano delle storie nelle storie. Ad esempio, un vecchio mulino, vero? Anche questo è recuperato. Sì, recuperato con i meccanismi tutti originali, con le macine originali. Di che anno è più o meno? Del 500 parlano del 500. E quindi è una cosa anche gradevole, carina, interessante, che si può visitare partecipando alla camminata, sia da bambini, da famiglie. Certo. E si scopre che è un'attrazione soprattutto per i più piccoli, entusiasmante, una cosa mai vista, certo, qualcosa di storico. Un pezzo di storia di Laverda che torna a vivere. Sì. Ma tu, Alberto, alla fine perché hai voluto fare questa corsa? Perché, Stefano, voglio che i paesani, che i nativi del territorio in qualche maniera rimangano sul territorio e che i figli loro abbiano un'attrazione, una passione per rimanere o al massimo ritornare nei luoghi dove hanno trascorso l'infanzia. Pensi che questo segnale sia passato anche con le 500 persone e oltre che oggi hanno partecipato? Penso che sia l'inizio di una condivisione di un progetto di apertura comunitaria alla rivalutazione del territorio. Penso che abbiamo fatto un buon primo passo. E uno di questi appassionati si chiama Gildo Poli. Siamo andati a trovarlo. A lui si deve moltissimo da queste parti. Sapete perché? Perché evitare che tutto finisca nelle mani dei rovi o all'incuria del tempo, se questo non è successo, è stato soprattutto grazie a lui, alla sua incessante e gratuita opera di pulizia di tutti i sentieri. È stato un incontro molto bello, anche perché ci ha regalato dei valori forti, non superati, almeno da chi come lui ci crede così profondamente. È la roba sua questa, Gildo? Sì, roba del mio nonno. Tutta roba del mio nonno, uguale al mio papà. Vacca boia. E la passione? E ora ho messo qua, no? Le persone barbare contemplano. Giusto? O no? Sì. Però che guardano i miei da parlare, mica ho fatto ora da parlarli tutti che arabi. Lui ha sempre fatto sto mestiere. No, mica ho sempre fatto l'autista.
Però tenere in ordine il posto. Però sì, mi è sempre piaciuto l'insegnamento che mi hanno dato miei nonni, i genitori e tu vieni insieme, insomma. Perché è importante tenere pulito? Anche per persone che passano e mi sono sempre stato orgoglioso di tenere un po' in ordine. E dopo mio nonno diceva, facci, se mio un picco, bisogna saperla mettere su, no saponare, perché sennò si rovina, perché è come una macchina. Dopo bisogna saper batterla perché battendo massa si crepa e se bisogna. E qua cosa c'è, Gildo? Qua c'è un deposito di acqua più pulita, si preparava per bere. Ah. Praticamente qua abbiamo fatto privatamente di tubazione e con una pompa si attiravano su in casa. Sei fortunato. Perché ora non c'era l'acquedotto. Siamo stati fortunati perché tutta l'acqua entrata veniva a prendere l'acqua qua. Poi c'è il bigoio. Da qua. Da qua. Che spettacolo. E adesso Alberto dove andiamo col Gildo? Andiamo alla carrega del diavolo, Stefano. Ah, e cos'è là? È una montagna di roccia dove una volta a forma di sedia, detta carrega in dialetto, dove una volta dicevano che c'era il diavolo legata Porca sempre miseria. alle visioni del sanguaneo, mitologiche, alle anguane. Andiamo. Quanto che vuoi? 500 metri, Stefano. Bene, un attimo allora. 500 metri. Boh, andiamo dai. Meno male. Adesso. Andiamo. È questo, Gildo? Questo qua salire al Gorgo Nero, che c'è la vallata che prosegue e si andava a Santa Caterina. Questo qua mi ha una volta mi ha detto che su un gemmo di gavetta, il capo che cagava un sasso e lo avevamo reso. Il capo finito il gemmo, ma non arriva in fondo. E quanti metri erano? Sono stati già sui 50 metri. E ancora non avevo toccato No. il fondo. Però penso che c'è un foro, perché adesso qua l'acqua non scarica. Però giù a 30 metri l'acqua corre normale, vuol dire che sotto c'è una voragine che porta fuori l'acqua. Alberto, ripeti con me. Io sono un bugiardo. Io sono poco veritiero. Quanti metri erano? Ormai dovresti conoscere, Stefano, i miei 500 metri. Sì, 500 metri da montanare, mamma cara. Però devo dire che il posto è bellissimo. È reso fruibile sempre grazie all'opera di Gildo. Sei stato tu, Gildo, vero, a liberare tutto? Sì, però diciamo una buona parte che dopo hanno fatto palestra è un certo signor Matteo Burato che è appassionato di alpinismo e viene sempre qua come palestra, dopo avrà qualche altro amico che le aiuta, però Matteo Burato qua si è dato tanto da fare. È diventato un posto per il free climbing e per il turismo escursionistico, vero? Esatto. Se non c'era lei? E il percorso era ancora chiuso, venivano giù qua in mezzo qua ai rovi e invece adesso ho fatto un po' sotto, sistemato un po' alla buona. E c'è anche qualche insegnamento del nonno qua, vero? Perché qui la scala che vedi che ho fatto, gli scalini li ho fatti di corno learo, perché mio nonno mi diceva, nonno,
ha ormai un dente, va a cavallo che dopo gli mettiamo su del cornoiaro. Adesso so ciapà che cava e cava e cava, voi in bocca che si rabbaglia su tutto. E poi ragazzi, non dimentichiamoci i sapori. Sapete perché cos'è famoso l'Averda? Per il pollo alla diavola, fatto sulle braci. Un po' di musichetta, un po' di immagini, un po' di profumi. Immaginateli. Sai cosa ti dico Alberto? Io l'anno prossimo qui ci torno. So già che 500 metri non sono 500 metri, bisogna sontare almeno 1-0. Porca miseria. Però devo dire, onestamente mi sono trovato in un contesto bellissimo che non mi aspettavo, mi ha veramente sorpreso. Quindi l'anno prossimo ci rivediamo qui, mi prendo una guida, così torno a casa sano. E ci lasciamo con delle immagini secondo me toccanti e importanti, quelle della targa che è stata consegnata a Gildo per ringraziarlo per tutto l'impegno profuso gratuitamente per questa comunità. Ciao ragazzi, guardatevi queste immagini e noi ci vediamo alla prossima cantierata. Siccome sì, a tutti gli effetti è una risorsa da coltivare, è un esempio da portare avanti, e siccome ti hai dato un supporto a tutti gli effetti in questi anni, non solo a Natri ma a tutto il territorio, per tutto quello che hai fatto, mettendo che tempo, mettendo che anche soldi, comunque un sacco di impegno e di buona volontà, e allora che abbiamo pensato a nome di tutto il gruppo della passeggiata di farti una piccola targhetta per ringraziarti di tutto quello che hai fatto in questi anni. Grazie Gildo!